Io stavo guardando la televisione in camera mia, tutto un momento sento un rumore e guardo la finestra e vedo la persiana che va su. Allora non mi sono agitata, non ho preso paura, insomma mi sono sentita sicura di quello che dovevo fare. Sono andata sulla finestra che era chiusa e dico: ma sentite, chi siete? Cosa volete? In casa da sola, a 91 anni, Silvia Fregonese non si è fatta intimidire e così gridando è riuscita a far scappare i ladri che sabato sera hanno battuto l'intero centro di Tarzo, mentre in paese era in corso la festa delle castagne. Il raid tra le 9 e le 10 con i malviventi che prima colpiscono il negozio Raira Elettronica di via Roma, affacciato sulla piazza con l'abitazione annessa, poi si portano in via Ruio e via Tognolo, una traiettoria precisa per una serie di colpi, alcuni riusciti, altri tentati, come nel caso di Silvia che vive accanto al parcheggio del municipio. In questo caso, con ogni probabilità, i malviventi pensavano che in questa villetta non ci fosse nessuno. Allora hanno tirato giù la persiana, però non l'hanno lasciata così, un po' su, in modo che tornea. E dopo sul cortile del comune, che è a fianco a me, c'erano due macchine, ma sono partiti con una calma. Loro non si sono agitati, pensare, si iniziava. Ora è caccia proprio a quelle auto usate per colpire, con i carabinieri che non stanno lasciando nulla al caso. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. Adesso si cercherà di trasmettere alle autorità competenti quello che è stato possibile acquisire e vedremo di capire l'origine di questo ignobile gesto. Lo stesso sindaco sabato sera ha incontrato le vittime, portandosi nelle varie abitazioni una volta informato. Il forte sospetto è che i ladri abbiano colpito ben sapendo che c'era una festa in corso, forse studiando i movimenti dei proprietari. E sicuramente hanno approfittato di questa giornata, hanno controllato e visto che le persone non erano in casa e quindi hanno avuto purtroppo tutto il tempo per poter fare quello che si sa hanno fatto. Adesso però un po' di paura ce l'ha. Sì, adesso chiudo dappertutto quei gancetti, però adesso chiudo di più, insomma. Ma l'unica nota positiva in tutta questa storia è proprio Silvia, che dall'alto dei suoi 91 anni trova la forza di sorridere. Silvia, quella che fa scappare i ladri da Tarso. Adesso lei è nota, insomma, è un po' l'antifurto di Tarso. Lei, signora.